col naso all'insù, gli occhi sognanti e quel filo invisibile che unisce gli aquiloni e la mano di chi li fa volare. Lungo quel filo corre l'amore autentico che non si spezza, corre il ricordo che mai abbandona. Nei cieli di Rosà volteggiano centinaia di aquiloni provenienti da tutto il mondo per un weekend all'insegna del divertimento, ma non solo. È un vanto per Rosà, è un successo grazie al lavoro di tante persone, di tante associazioni che sono qui impegnate. Credo un momento importante per tutta Rosà, un momento importante per tutto il territorio, una promozione non solo di Rosà ma dell'intero Bassanese. Uno spettacolo nello spettacolo con i bambini delle scuole che hanno fatto volare i loro aquiloni personalizzati, decorati con i loro messaggi. Cosa c'è scritto sul tuo aquilone? Che bisogna mangiare sano e bisogna fare sport. Vivi la vita giorno per giorno. Nel 2022 abbiamo avuto un lutto all'interno del nostro direttivo, quindi in questi cieli di Rosà ci sarà un aquilone speciale che porterà i nostri cuori. Proloco Rosà, AIDO, gruppo aquilonistico Teste per Aria, amministrazione comunale e regione hanno dato forma ai sogni di piccoli e adulti che poi, con un aquilone in mano, tornano sempre un po' bambini. Da dove viene? Dalla Germania. Che giorno incantevole. Super. È una grande famiglia. Da dove venite? Dalla Puglia. Una volta che vieni qua si crea una famiglia e quindi ogni anno si ha voglia di partecipare. E proprio come in una grande famiglia l'abbraccio più caloroso va a chi non c'è più, va a Tommaso Fabris, che resterà per sempre legato al ricordo di tutti, come quel filo invisibile che fa volare sogni e speranze. AIDO Rosà ha voluto coinvolgere le famiglie, i bambini di tutti i plessi delle scuole elementari di Rosà. Oggi siamo qui anche per lui, siamo qui veramente a guardare al cielo e a salutare Tommaso. Grazie Tommaso.